Con la firma della convenzione tra l'amministrazione comunale di San Donà di Piave e il comitato Hub Libro Parlato Lions, prende avvio un nuovo servizio culturale digitale specificatamente dedicato a una componente fragile della popolazione che sarà fruibile presso la biblioteca civica. Il service delle app del Libro Parlato Lions è un service della storia lionistica che si è evoluto tecnologicamente e attraverso gli strumenti mobili mette a disposizione delle persone che non sono in grado di leggere autonomamente circa 20.000 titoli in lingua italiana, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo e cinese. Naturalmente la disponibilità di questi titoli non è isolata soltanto alle persone che hanno difficoltà di lettura nel senso stretto, sensoriale del termine, ma anche a quegli enti convenzionati che rappresentano persone che momentaneamente sono in difficoltà. Il service è nato proprio in seno al Lions Club di San Donà di Piave ed è diventato un service distrettuale, cioè di tutto il distretto Lions. Il club di San Donà di Piave lo supporta pienamente fin dall'inizio e dedica tutte le energie possibili proprio per realizzare anche un servizio, come è il nostro spirito, sul territorio. Lo strumento si basa sul contributo di lettori volontari che prestano la propria voce ai testi, resi così disponibili per gli utenti che ne usufruiranno. La convenzione prevede per questo anche un'attività di formazione per i volontari per svolgere tale servizio. Come si dice, ha una strategia dove vincono tutti. Il Lions, che dà un senso al service, che è proprio parte dello statuto, vince chi legge i libri, che riesce a combinare la bellezza della lettura con la consapevolezza di fare un servizio importante. Legge chi non ha la possibilità di leggere fisicamente i libri e quindi riesce a usufruire del servizio di ascolto per condizioni temporanee o purtroppo in alcuni casi anche definitive legate alle proprie condizioni di salute. Quindi per dare merito e anche appunto fare da cassa di risonanza per questo progetto importante, noi ci teniamo a fare la nostra parte. Il progetto dell'app Libro Parlato Lions diventa così un ulteriore strumento a supporto del più vasto Patto per la lettura, al quale San Donà ha aderito anche per questo biennio, mostrando così un'ampia e condivisa sensibilità della comunità sul tema della lettura quale occasione di conoscenza, di crescita, di cultura e dialogo. Il Patto per la lettura è uno strumento importante, diventa un ulteriore patto per la comunità e patto della comunità, con cui già oltre una trentina di soggetti di vario tipo, da enti a scuole, ad associazioni, sostengono il valore del libro e della lettura come occasione di socialità, di cultura, ma soprattutto come occasione per lavorare insieme. Io ringrazio quindi anche l'app Libro Parlato Lions e Lions per questo supporto delle opportunità e proprio per aver aderito anche a questa occasione del patto per la lettura. Attualmente abbiamo raccolto le adesioni, provvederemo appena le restrizioni, insomma in sicurezza ci consentiranno di firmarlo per partire con il tavolo di lavoro che sarà l'occasione per costruire e per fare cultura insieme alla città e per la città.